I doni dello Spirito Santo suscitano armonia e pace, mentre le chiacchiere distruggono l'opera del Signore e spellano le persone. Così Papa Francesco all'udienza generale in piazza San Pietro. Nella catechesi il pontefice riflette ancora sul sacramento della confermazione, chiarendo che quello che noi riceviamo dobbiamo a nostra volta donarlo, perché l'anima non è un magazzino, e che la missione della Chiesa, organismo vivo composto di persone, procede nel mondo grazie all'apporto di tutti. Qualcuno pensa che la Chiesa ci sono dei padroni, i vescovi, il Papa, i vescovi, i preti e poi gli operai che sono gli altri. No, la Chiesa siamo tutti. E tutti abbiamo la responsabilità di santificarci l'un l'altro, di avere cura degli altri. La Chiesa siamo il noi, tutti. Ognuno ha il suo lavoro nella Chiesa, ma Chiesa tutti. Come già in altre occasioni, Papa Francesco torna a condannare l'abitudine a chiacchierare, a sparlare degli altri, azioni che distruggono inevitabilmente la pace. E le chiacchiere sono guerre, questo non va. Se noi abbiamo ricevuto il segno della pace con la forza dello Spirito Santo, dobbiamo essere uomini e donne di pace e no andare con la lingua lì distruggendo la pace che ha fatto lo Spirito. Povero Spirito Santo, il lavoro che ha con noi, con questa abitudine del chiacchiericcio. Pensate bene, il chiacchiericcio non è un'opera dello Spirito Santo, non è un'opera dell'unità della Chiesa. Il chiacchiericcio distrugge quello che fa Dio. Ma per favore, smettiamola di chiacchierare. D'accordo o no? Sì o no? Ecco.